Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. Quando sono solo in casa e solo devo restare per finire un lavoro, perché ho raffreddore, c'è qualcosa di molto facile che io posso fare: accendere la radio e mettermi a ascoltare. Amo la radio perché arriva dalla gente, entra nelle case, ci parla direttamente. Se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace ancora di più perché libera la mente. Con la radio si può scrivere, leggere o cucinare, c'è da stare immobili, seduti lì a guardare. E forse proprio quello che me la fa preferire è che con la radio non si smette di pensare. Amo la radio perché arriva dalla gente, entra nelle case, ci parla direttamente. Se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più perché libera la mente. Buonasera Antonino, a te la linea. Antonino, mi senti? Ascolta i tuoi programmi preferiti, le notizie, la musica che ami e non solo. Con l'app di Radio Libertà puoi interagire con i conduttori, anche quando sei in movimento. Non aspettare, cerca Radio Libertà nello store del tuo smartphone o tablet e scarica l'app gratuitamente. Radio Libertà, tutta la radio con te. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. È stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza! Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Di nuovo buonasera Antonino, mi senti? Sì, adesso ti sento attraverso il telefono, amici miei, ma non dell'avventura. Buonasera, siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata numero 1051 di oggi, 6 di ottobre 2025, anno 101° della radio in Italia. 101 anni fa come oggi la radio cominciava la sua
avventura nel nostro paese, quindi auguri a tutti noi, sia che la facciamo sia che la ascoltiamo, perché la radio è un prodotto fatto con l'anima e di conseguenza per questo non morirà mai. Se non hai l'anima non puoi farlo. Allora, vi ricordo come sempre i nostri contatti, 340-670-9659 se avete voglia di mandarci le vostre zap o WhatsApp, oppure 0292947222, ma stasera non avremo il tempo per aprire il telefono. Vi ricordo anche che domani alle 16 torna la brava Alessandra Mori, che è stata premiata quest'anno col microfono d'oro per Pop Economia Rumore, quindi sarà un rumorosissimo esordio. Noi invece cominciamo subito, avete ascoltato Eugenio Finardi con la radio del 1976, andiamo con Alberto Bagnai per il Qui Parlamento. Prego Sveva, vai pure. Qui Parlamento. Grazie Presidente. Innanzitutto desidero ringraziare il Ministro Foti per la relazione piena di dati e che in qualche modo spazza via tante piccole polemiche provinciali e mi risparmia anche di esporre io alcuni argomenti che sono stati esposti da lui, come per esempio una valutazione comparativa dello stato di avanzamento dei progetti nel nostro paese e negli altri paesi e del numero di interventi che sono stati richiesti per aggiustare questo strumento. Perché noi dobbiamo uscire, e credo che se questo governo e questa maggioranza stanno mantenendo la fiducia degli italiani è perché stanno anche riuscendo ad uscire dalla narrazione autorazzista, pregiudizialmente ostile, pregiudizialmente sfiduciata nei riguardi del paese, che per tanto tempo ha animato i governi di sinistra e che giustificava l'imposizione del vincolo esterno, un vincolo esterno che ho sentito menzionare non a caso anche nel dibattito di oggi. Ora, quello che dirò spero che non sia interpretato come un segno di schizofrenia, perché non lo è proprio perché io personalmente e la forza politica che mi ha incaricato di fare questa dichiarazione di voto favorevole alla risoluzione di maggioranza, ecco, lo dichiaro così almeno se mi viene poi troncata la parola in fondo si sa che noi siamo favorevoli. È proprio perché noi riteniamo che il PNRR sia uno strumento radicalmente, profondamente sbagliato, e lo abbiamo sempre detto per motivi che in parte già sono noti e altri ne esporrò oggi. È proprio per questo che apprezziamo particolarmente il fatto che questo governo stia riuscendo a fare l'uso migliore possibile dello strumento peggiore fra quelli possibili. Si può argomentare la radicale, come dire, negatività di questo strumento anche semplicemente partendo dalla sua opacità, perché questo strumento è ancora opaco, ci sono ancora persone che non hanno capito di che cosa si tratta. Ho sentito prima parlare del PNRR come di un regalo che abbiamo ereditato dai governi precedenti, un regalo. Ecco, questo mi ha colpito particolarmente perché vede, noi abbiamo una opposizione di sinistra che si ammanta di scientificità. Io mi sento fare spesso da docente universitario lezioni di metodo scientifico da colleghi che hanno conseguito titoli prestigiosi all'Università della Strada, però io invece l'ho conseguiti alla Sapienza, ma insomma questo è un altro discorso. Qui le opinioni di tutti sono bene accette, anche le lezioncine di tutti sono bene accette, e però capisco che a sinistra manca il cardine della scienza economica, che è il fatto che non esistono pasti gratis e il PNRR non è un pasto gratis, e non lo è perché ha dei costi di almeno due nature chiaramente identificabili ma non chiaramente quantificabili, perché per esempio non è ancora quantificabile il costo finanziario degli strumenti con i quali la Commissione europea ha raccolto fondi sui mercati. Quali sono i tassi di interesse che noi paghiamo? Noi sappiamo solo che hanno sbagliato il calcolo per un buco di circa 20 miliardi che dovremo riempire con la prossima programmazione pluriennale, ma quanto sia il costo finanziario esatto, questo purtroppo non lo sa nessuno, temo neanche lei, e non per sua colpa, perché sono sicuro che avrà esercitato la massima diligenza
urgenza nell'approfondirlo, e nel frattempo qua ancora si parla di pioggia di miliardi. Ma vogliamo considerare allora anche i costi indiretti? C'è un costo indiretto derivante dall'indirizzo inefficiente delle risorse. Prima il collega Barabotti ha ricordato che l'esigenza di rivedere il piano è dovuta a fatti che sono intervenuti, come per esempio i conflitti bellici da quando il PNRR è stato concepito. È chiaro che questo ha cambiato il quadro, ma vogliamo parlare del fatto che per esempio gli Stati Uniti sono usciti dagli accordi di Parigi e che noi rischiamo di essere gli unici che vanno a inseguire una transizione che distrugge la nostra competitività? A favore di che cosa? Cioè, questa cosa va detta una volta per tutte e in modo chiaro. Gli italiani non vogliono morire di fame per non morire di caldo. Questo deve essere stabilito e condiviso. Dobbiamo tutelare la competitività delle nostre aziende. Io faccio un esempio banale, no? Non deve suonare a critica al suo operato. Lei ha trovato delle guidelines, le sta eseguendo in modo egregio e con tempi assolutamente in regola con quelli degli altri paesi europei. Ma insomma, ma vogliamo dirci una volta per tutte che, guardi, faccio così, perché siccome una caratteristica dei nostri oppositori è quella di credere al principio di autorità, no? Perché il dibattito della sinistra è questa: se sei un lobbista di sinistra sei uno scienziato, se sei uno scienziato di destra sei un lobbista. Però siccome a loro piace la transizione digitale, quello che le voglio dire lo prendo dall'intelligenza artificiale. Senta un po'. Efficienza del ciclo energetico. La produzione di idrogeno, per esempio tramite elettrolisi e la sua riconversione in energia, comportano perdite significative. L'efficienza complessiva del ciclo può essere inferiore al 30%. Questo significa che andare dall'energia elettrica all'idrogeno, che è un vettore, non una fonte di energia, di nuovo all'energia, comporta una perdita che, secondo i think tank più autorevoli, è del 24%. Cioè, capite lo spreco? Capite lo spreco? In nome di cosa? Quindi, per carità, anche qui ci sta sviluppo di nuove tecnologie, ricerca, tutte cose che contribuiscono alla crescita. Però cerchiamo di focalizzare un po' questa cosa. E poi ci sono altri effetti indiretti. Qui purtroppo ci soccorre la stessa Commissione che nella sua comunicazione di giugno sulla strada, ovviamente magnifiche sorti e progressive, verso il 2026, si lascia sfuggire un dettagliuzzo che forse varrebbe la pena di approfondire. Citando un working paper della DG ECFIN intitolato L'impatto economico dell'RRF, no? Del Recovery and Resilience Facility, il caso della Germania, che cosa ci spiega la Commissione? Ci spiega che gli assi su cui sono state orientate le politiche del PNRR avevano un senso principalmente per il sistema industriale tedesco, che infatti è stato il principale beneficiario degli effetti indiretti moltiplicativi di queste somme. Cioè noi ci indebitiamo e loro incassano. Come succede questo? Le do un dato che è uscito anche sui mezzi di stampa. 1,9 milioni di auto elettriche incentivate, di cui 760.000 prodotte in Germania. Capisce? È chiaro che qui c'è qualcosa. E questo, quando ho capito questa cosa qui, finalmente mi sono reso conto di una cosa: perché la Germania, che è sempre stata contraria al debito comune, ce lo ricordiamo, no? Che non sono i fascio-sovranisti quelli contrari al debito comune, sono i bravi, popolari e socialdemocratici tedeschi. Chi segue il dibattito lo sa. Perché è stata favorevole a questa roba qui? Perché ci ha guadagnato un sacco. La Commissione stima che ci abbia guadagnato 66 miliardi, di cui il 24% viene dall'Italia verso la Germania. E con tutto questo la Germania è riuscita a fare dal 2020 ad oggi un 1% di crescita accumulata, talché se non ci fosse stato il PNRR, per lei, non i soldi che ha preso, ma quelli che gli abbiamo dato attraverso il PNRR, avrebbe fatto crescita zero, mentre noi abbiamo fatto crescita 5%. Perché? Perché siamo un grande paese che riesce a crescere anche con questa eredità del passato, che non è un regalo, è qualcosa di cui noi non conosciamo ancora il costo finanziario e appena cominciamo a intuire e intravedere i costi industriali. Poi naturalmente, come dire, proprio perché non ci sono free lunch, cioè proprio perché non c'è un bicchiere tutto pieno, non c'è neanche un bicchiere tutto vuoto, c'è anche un bicchiere e mezzo pieno, lo voglio riconoscere. Io sono radicalmente contrario all'ideologia autorazzista del vincolo esterno. Resta però il fatto che va
ammesso con equilibrio, che il fatto di avere uno stimolo, un piano, delle scadenze ha costretto il nostro paese a uno sforzo di efficientamento e soprattutto a porsi dei problemi. Per esempio, perché non si riesce a spendere? Perché la pubblica amministrazione è stata sfasciata da 20 anni di austerità a targa PD, no? Quindi stiamo lavorando anche su questo, pensiamo al rinnovo dei contratti, pensiamo a tutte queste cose. Colleghi, per favore, colleghi. Proseguo? Posso proseguire, Presidente? Prego, mi fa recuperare? Colleghi, per favore, colleghi. Beh, poi parliamo anche noi, sì. Quindi esiste anche il bicchiere mezzo pieno, naturalmente. Pensiamo ad esempio all'articolo 119 della Costituzione e alle leggi che ne hanno, come dire, che erano finalizzate ad attuarlo. Beh, no, nel PNRR, grazie al PNRR, sappiamo che entro il primo trimestre del 2026 si dovrà dare attuazione al federalismo fiscale. Questa è una cosa senz'altro positiva, come sono positive altre riforme che sono state implementate. Ci siamo posti il tema della riforma della giustizia, ci siamo posti dei temi veri. Resta il fatto che la valutazione sullo strumento rimane quella, mentre la valutazione sull'operato di questo governo rimane anch'essa quella, cioè positiva, e questo, come dire, considerando il quadro complessivo, estremamente positiva, perché le devo dire che quando siamo entrati in questa storia, le nostre prospettive, nella storia del PNRR, le nostre personali valutazioni erano molto pessimistiche, ma grazie alla concretezza e al pragmatismo di questo governo siamo riusciti comunque a trasformare uno strumento totalmente inefficiente in qualche cosa che sta contribuendo a modo suo alla crescita anche del nostro Paese. Grazie. Grazie onorevole Bagnai. Qui referendum. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, l'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti, l'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli €99 anno. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. The room was completely... Stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale. Your light, my only friend, through teenage nights, and everything I had to know, I heard it on my radio. You gave them all those old time stars, through wars and worlds, invaded by Mars. You made them laugh, you made them cry. You made us feel like
God knows the better for the girls and boys who just don't know or just don't care and just complain when you're not there. You had the time, you had the power, you've yet to have your finest hour. Radio. All we hear is Radio Gaga, Radio Goo, Radio Gaga. All we hear is Radio Gaga, Radio Gaga. Radio was new. Radio, someone still loves you. We watch the shows, we watch the stars on videos for hours and hours. We hardly need to use our ears. Our music changes through the year. Let's hope you never leave our friend like all good things on you it depends. So stick around, 'cause we might miss you when we grow tired of all this vision. You had the time, you had the power, you've yet to have your finest hour. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Antonino, di nuovo a te la linea. Poi per questa puntata di Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Allora, adesso avete ascoltato i Queen con Radio Gaga del 1984, per cui possiamo passare al nostro primo ospite. Il primo ospite è Giancarlo Gioielli, con cui io ho avuto una lunga conversazione stamane e abbiamo parlato della situazione in Medio Oriente mentre sono in corso i colloqui a Sharm el Sheikh a proposito della situazione attuale, per provare a chiudere o quantomeno ad avere un cessate il fuoco tra Israele e Hamas. Vi do anche un ultimo aggiornamento sulla politica. Nel frattempo il centrodestra ha stravinto in Calabria, lo sapete, Roberto Chiuto ha battuto Pasquale Tridico, sostenuto al campo largo, con 18 punti percentuali di differenza, ma adesso appunto ci spostiamo dalla politica locale per andare a quella internazionale. E allora sentite un po' che cosa l'amico Giancarlo Gioielli mi ha detto quest'oggi a proposito delle trattative in corso tra Israele e Hamas, chi può aver vinto, chi può aver perso e che cosa succederà. Sveva, quando sei pronta vai pure. E allora il mio ospite di questa sera è Giancarlo Gioielli, valentissimo collega che ha trascorso molto tempo nel Medio Oriente, segnatamente tra Israele e Palestina, e in particolare il nostro Giancarlo è un acuto osservatore, come voi molto spesso avete ascoltato nel nostro programma, un acuto osservatore della questione medio orientale. Allora Giancarlo, qui mi pare che siamo arrivati a un punto di svolta, tra l'altro epocale, che però non ha ricevuto, mia mediocre opinione, non ha ricevuto l'attenzione che meritava, forse perché a dare questa notizia è stato quel puzzone di Trump, e invece se l'avesse detto il malfermo Biden probabilmente non avremmo assistito a flottiglie e robe varie ed eventuali. Però è un fatto, mentre noi stiamo parlando in quel di Sharm el Sheikh,
le parti si stanno incontrando, ci sono gli americani, ci sono i paesi arabi e stanno dialogando sul piano Trump, prima di tutto sul rilascio degli ostaggi. Sì. Allora quello che io ti chiedo è molto semplicemente, davvero qualcosa sta cambiando o invece è solo una tattica di Hamas per prendere tempo? No, io credo che qualcosa stia cambiando rispetto agli ultimi 2 anni, nel senso che si sta andando verso una possibilità, teniamola così la parola, un'opportunità, ecco è la parola che ho usato anche il cardinale Pizzapalla, una opportunità di un cessate il fuoco nella zona di Gaza, dell'ingresso degli aiuti, del rilascio di quelli che Hamas chiama prigionieri, che sono ostaggi, di un ritiro graduale di Israele su 3 linee di ritiro. Israele terrà sempre comunque, anche in base a questo piano, una fascia di sicurezza al confine con Gaza, ma sicuramente un ritiro dalle città, soprattutto un fine, diciamo così, dei bombardamenti e dell'austerità, anche se stamattina ci sono altre decine di morti, si continua a combattere, in questo momento non c'è una pace, una pace è una parola grossa, un cessate il fuoco. Questo è un piano che prevede diversi step, ma non è un piano di pace, è un piano che cerca di porre fine alle ostilità, come è stato detto fino adesso, e delinea un futuro per Gaza. Su questo punto bisogna vedere le parti in causa che cosa dicono, perché un conto è Trump, un conto è quello che dice Netanyahu, un conto è quello che dice Hamas, un conto è quello che dicono i paesi arabi, in primis Qatar, che è da sempre il sostenitore di Hamas, lo ha detto più volte, lo ha dichiarato più volte, e l'Egitto, che è il paese più direttamente interessato, perché nel caso di una cessazione dell'ostilità, di una apertura delle frontiere, diciamo così, dei valichi, sicuramente molti gazawi potrebbero uscire dal valico di Rafah e dove vanno in Egitto, e l'Egitto fino al 67 era il paese che non solo controllava, era territorio egiziano quello, certo. La Cisgiordania era territorio giordano, noi ce lo dimentichiamo sempre, ma non è che è sempre stata occupata Israele, a parte il fatto che Gaza non è mai stata occupata da Israele, c'erano degli insediamenti, 8 insediamenti per la precisione fino al 2005, 8.000 ebrei che vivevano in queste colonie che sono state smantellate, ma dal 2005 non c'è una presenza israeliana, non c'è mai stata una presenza israeliana all'interno di Gaza, dove poi è nato Hamas. Allora, detto questo, in questo quadro, che cosa stanno discutendo in questo momento? Perché Hamas ha detto, va bene, adesso discutiamo i dettagli. Nei dettagli si nasconde il diavolo, dice un proverbio. Perché i punti principali sono 2 sostanzialmente. Hamas dice noi vi diamo gli ostaggi, vi diamo i prigionieri, come li chiamano loro, e Israele si ritira. Israele dice va bene, ci ritiriamo in 3, Trump propone, Israele accetta, ci ritiriamo in 3 fasi. Dopo la prima fase di ritiro, cioè diciamo così l'uscita dalle zone più abitate, si rilasciano tutti gli ostaggi vivi e morti, ed è anche bruttissimo dire questa cosa, e Israele libera 250 palestinesi già condannati all'ergastolo per terrorismo e altri 1200 arrestati a vario titolo per reati comunque legati all'insurrezione, alle varie intifade, cose di questo tipo. E tra questi, che dovrebbero essere liberati, questi 250, c'è anche Marwan Barghouti, che è considerato il padre delle 2 intifade, condannato a 5 ergastoli, quindi è un obiettivo simbolico per l'estremismo palestinese molto, molto forte. Addirittura c'è chi lo vorrebbe presidente del futuro Stato palestinese, non avverrà, però comunque è visto come il simbolo della lotta, tra virgolette, palestinese. Questo è il primo punto, cioè lo scambio, diciamo così, dei prigionieri e il ritiro di Israele. Il secondo punto è delineare un futuro per Gaza in cui bisogna capire la presenza di Hamas che ruolo avrà. Israele vuole che Hamas non esista
in questo futuro di Gaza, che Gaza sia consegnata ad una autorità formata da arabi, da paesi arabi, eccetera, in cui non ci sia una presenza né di Hamas né dei palestinesi, anche perché una presenza palestinese vorrebbe dire lì comunque una presenza di Hamas. Hamas invece dice che questa futura autorità che governerà Gaza, non solo in questa futura autorità deve essere presente Hamas con un ruolo importante, e che le armi, e questo è il punto, le consegnerà a questa autorità. Ma se questa autorità sarà un'autorità controllata dai palestinesi e quindi sicuramente dalla presenza di Hamas, che è maggioritaria comunque ancora nel mondo palestinese, vuol dire che Hamas consegna le armi a se stessa, anche se come dire, sotto il manto di una forza araba di dissuasione, e presidente di questo, a guidare questo governo dovrebbe essere addirittura lo stesso Trump e Tony Blair, cosa che gli arabi e i paesi arabi rifiutano completamente. E non ce lo vedo, e non è pensabile che Hamas possa accettare che a governare Gaza sia addirittura lo stesso Trump attraverso Tony Blair, che nel mondo arabo non gode delle simpatie che ha nel mondo occidentale. Questi sono due punti assolutamente dirimenti, difficili. Vorrei capire cosa succede. Volevano risolvere tutto entro il 7 ottobre, io non credo che entro il 7 ottobre in un giorno saranno liberati gli ostaggi, Israele si ritirerà, e soprattutto tutto questo può avvenire solo nel momento in cui una forza militare araba, o comunque chiamiamola come volete, sotto un'egida internazionale, sotto l'egida dell'ONU o della Lega Araba, prende il controllo militare vero di Gaza. Questa forza non c'è, non è stata formata, non se ne parla proprio, non si vedono battaglioni che si stanno preparando a entrare a Gaza per controllarla, liberare i civili, eccetera. Ci sono i camion che possono portare gli aiuti, e speriamo che lo facciano subito, non domani, adesso, in questo momento. Questo è fondamentale per la vita di centinaia di migliaia di persone. Questa è una cosa, ma che entri una forza che possa controllare Gaza nelle prossime ore non la vedo, non viene preparata, non se ne è discusso, non se ne è parlato, non sono stati mobilitati. A questa forza deve partecipare il Qatar, deve partecipare l'Egitto, ma questi non si stanno muovendo in nessun modo. E in più, se vogliamo dirla tutta, la dichiarazione che ha rilasciato Hamas, integrale, perché è sempre è stata riportata tutta, in questa dichiarazione si dice che il futuro sto traducendo al volo dall'inglese, il futuro che riguarda la striscia di Gaza e i diritti del popolo palestinese sono legati indissolubilmente ad una soluzione nazionale complessiva della questione palestinese sulla base di leggi internazionali e risoluzioni internazionali. E questo deve essere discusso nella cornice di una nazione palestinese. Cioè, sostanzialmente Hamas dice: va bene, adesso se ci riusciamo facciamo un ceasefire, un cessate il fuoco su questi due punti, cioè il rilascio degli ostaggi, il ritiro di Israele, l'ingresso degli aiuti. Però bisogna risolvere, se vogliamo discutere di Gaza, e questo è un cessate il fuoco, una fine delle ostilità per il momento. Ma se vogliamo discutere della soluzione per Gaza, e quindi della Gaza Riviera, chiamatela come volete, insomma, comunque di un paese come dire, paradiso, tra virgolette, del mondo orientale, tutto questo può venire solo se formiamo uno Stato palestinese. Ma uno Stato palestinese di cui si parla tanto, no? La famosa soluzione due Stati per due popoli, che era possibile dopo gli accordi di Oslo, è stato rigettato, e in questo momento nessuna delle due parti lo vuole veramente, nel senso che da parte palestinese non c'è accordo su come potrà essere questo Stato, con che formula e soprattutto chi lo governerà, perché l'autorità nazionale palestinese non vuole fare elezioni perché teme che vinca Hamas, e probabilmente vincerà ancora Hamas. Ecco, Hamas, da parte sua, come dire, non vuole consegnare le armi perché vuole tenere il controllo di questo Stato palestinese futuro, cioè vuol dire il controllo della Cisgiordania, perché Hamas non è solo a Gaza, è anche in Cisgiordania.
e con i suoi alleati, il Fronte Popolare di Liberazione della Palestina, la Jihad Islamica e varie formazioni, controlla i campi e diversi punti della Cisgiordania, dove peraltro sono presenti quasi 800.000 coloni ebrei. Quindi c'è la presenza dell'esercito israeliano. Un futuro Stato palestinese non vedo come in questa situazione a macchia di leopardo si possa delineare. E poi che legami avrà con Gaza, come nel senso proprio stradale, come viene raggiunto, si parla addirittura di una galleria che passi sotto il territorio israeliano per arrivare a Gaza, cioè lo so, mi sembra molto wishful thinking, come dicono gli americani, un pensiero ottimistico ma non basato su dati di fatti reali. Poi mi auguro che questo cessate il fuoco ci sia e siano liberati subito gli ostaggi, Israele si ritira e smetta di bombardare la popolazione in cui comunque i civili muoiono. Ma c'è un altro punto ancora, Hamas lo sa bene, se Hamas la grande arma che ha avuto finora sono gli ostaggi. Se rilascia gli ostaggi vivi e morti, Israele ha comunque mano libera. E questo e Netanyahu lo sa bene, accetta di ritirarsi, ma di quanto? Di 5-10 chilometri, ma una volta che sono liberi gli ostaggi può di nuovo entrare. A questo punto non c'è nessun tipo di freno, neppure i familiari degli ostaggi che ogni sabato sera manifestano davanti alla casa di Netanyahu. Ma a questo punto mi sembra evidente che due cose siano chiare. Primo, Hamas non smobiliterà. La seconda è appunto questo balletto, questo girotondo attorno agli ostaggi. Insomma, mi pare di capire che quando Trump al telefono urla a Netanyahu, pare anche con epiteti abbastanza coloriti, di darsi una calmata perché ha vinto e di conseguenza deve accettare la vittoria, mi pare che Trump non si sta assolutamente rendendo conto della situazione. Trump gioca molto in effetti sulla retorica, sì, parla, dice abbiamo risolto, in 48 ore risolveremo l'Ucraina, in 48 ore risolveremo Gaza, sono passati 2 anni. Non ho visto molto, un anno dall'elezione meno di un anno dall'elezione di Trump. C'è un fatto, perché finora ha parlato Trump, oppure Hamas ha parlato attraverso questo comunicato che citavo prima, che non è affatto così trionfalistico, così abbiamo fatto la pace, anzi. Che è un fatto, l'ha scritto Tom Friedman, che è uno dei più autorevoli commentatori del Medio Oriente, ebreo, americano, columnist del New York Times, la persona che forse più ha vissuto tra Libano e Israele, e lui dice, attenzione, perché una cosa è quando i leader medio orientali, israeliani o arabi comunque, parlano alle televisioni internazionali e parlano in inglese. E un conto è quando parlano in arabo o in ebraico ai loro. Allora bisogna andare a vedere quando il famoso discorso di Arafat che dopo la consegna del premio Nobel in arabo, parlando ai palestinesi, disse: ho fatto come profeta quando con le tribù ostili fece un accordo di pace per poi massacrarli. Il messaggio era quello. Questo non arrivò in Occidente. Come dire, conclude con Friedman, quando Netanyahu in arabo alle televisioni in arabo, in ebraico, alle televisioni israeliane dirà abbiamo raggiunto un accordo con Hamas, ci crederò. Ma Netanyahu parlerà di accordo con Hamas? Non usa neanche la parola palestinesi, usa la parola arabi. Basta. E quando soprattutto Hamas andrà alla televisione, ad Al Jazeera, a dire in arabo agli arabi abbiamo raggiunto un accordo con Israele che i palestinesi e gli arabi non nominano mai, parlano solo di entità sionista, sì, allora ci crederò. 3 giorni fa alla televisione ad Al Jazeera Qatar, non Al Jazeera quella che vediamo noi in Occidente, in Europa, perché Al Jazeera a diversi livelli di emissione a seconda delle aree geografiche, è una delle televisioni più ricche e più potenti del mondo. Alla televisione Al Jazeera araba nel Qatar, i rappresentanti di Hamas hanno detto che il 7 ottobre è stato non solo un grande risultato, ma soprattutto il più grande risultato verso la costruzione di uno Stato palestinese. Non hanno rigettato il 7 ottobre, hanno detto qualcosa come per dire abbiamo esagerato, è stato un errore, comunque
No, anzi, hanno rivendicato con forza quegli orrori che ci sono stati e hanno detto che sono stati un grandissimo atto di resistenza e quindi, come dire, un atto, tra virgolette, positivo, una conquista da parte di Hamas della resistenza palestinese, quindi pronti a ripeterla. Beh, i loro amici qua in Italia hanno sfilato con lo striscione che il 7 ottobre è giorno della resistenza palestinese. Io allora, senti, la settimana scorsa io ho detto issano, inalberano la bandiera della Palestina, cioè dello Stato di Hamas, e ha telefonato un ascoltatore: ah, ma perché devi dire che è lo Stato di Hamas? Chiedo scusa. Quando il loro portavoce dice che se ci sarà lo Stato della Palestina sarà dovuto grazie al sacrificio del 7 di ottobre, più Stato di Hamas di questo cosa c'è? Cioè vogliono anche un disegnino, non lo so. Tutti i sondaggi dicono che la maggior parte dei palestinesi comunque guarda ad Hamas con diciamo con simpatia, tra virgolette, anche perché vivono molti in situazioni in cui oggettivamente estreme, in cui l'odio nei confronti di Israele e la questione dei coloni è molto pesante, li pone in una condizione, come dire, umana sicuramente non facile. È facile ribadire, ma con tutti i miliardi di dollari che sono arrivati in questi anni all'amministrazione nazionale palestinese, che sono entrati a Gaza, ma forse con quei soldi si poteva fare altro che Gaza Riviera. Questo è un vecchio argomento, e quando costruisci 500 km di tunnel sotterranei e compri centinaia, se non migliaia di missili che costano ognuno, e di proiettili, perché anche le armi costano tutti, invece che cibo per le persone, dove peraltro a Gaza, ma io ci sono stato molte volte prima del 7 ottobre, non c'era affatto la fame, c'erano bei ristoranti che erano pieni di ottimo cibo, si mangia uno splendido pesce fresco e c'erano delle ottime pasticcerie. Lo sai che se dici questo dicono che sei un becero propagandista sionista. Esattamente, e lo dico, dico però anche i miei amici della FAO, che non sono sicuramente filo-sionisti, io sono molto amico del presidente della FAO per i territori palestinesi, e certamente più volte mi ha detto: ma vai a Gaza, ma vedi come sono capaci anche di vivere tranquillamente, eccetera. Ovviamente dopo il 7 ottobre tutto è crollato. Il risultato del 7 ottobre per i Gazawi è stata oggettivamente una tragedia in termini umani, in termini anche di distruzione completa delle risorse di Gaza, e soprattutto, per quanto non se ne parla mai, ma la Cisgiordania è in una situazione terribile per quanto riguarda la situazione economica. Ho amici che fanno i commercianti, anche a Betlemme, ho amici che fanno i commercianti a Betlemme cristiani che da 2 anni non lavorano. Lì veramente c'è uno starving, si muore di fame. La soluzione per chi può è l'immigrazione, soprattutto per i cristiani. E qui c'è un altro capitolo di cui si parla molto poco, ma la popolazione cristiana, che rappresentava un 8%, quasi 10% nelle zone intorno a Betlemme, adesso è ridotta al 2%, di cui la maggior parte sono ortodossi. Perché sono emigrati? Perché soprattutto i cristiani, quelli che avevano più legami con l'Europa e l'America, e quindi potevano trovare famiglie, persone familiari disposti ad accoglierli e dargli una mano a trovare un lavoro. Tra l'altro sono popolazioni, soprattutto i cristiani, molto istruite, perché hanno studiato nelle scuole, soprattutto dei salesiani o nelle scuole della custodia, e quindi in grado di avere un lavoro, di avere delle possibilità, ingegneri, medici, cioè non, come dire, facciamo un calderone di tutto questo. Ma in tutto questo invece devi andare a guardare, se vuoi capire però qual è il futuro del pensiero dei palestinesi, non a queste persone, ma per esempio all'Università Birzeit, che è un'università molto bella, peraltro insegnano anche docenti italiani, e all'Università Birzeit alle lezioni studentesche ha stravinto Hamas, perché in Palestina, ricordiamoci, non si vota da più di 20 anni, perché Abu Mazen, dopo che Hamas vinse le elezioni, non solo a Gaza, ma in tutta la Palestina, quindi in Cisgiordania e a Gaza,
aveva abolito, non aveva formato il Parlamento. Abu Mazen ha 88 anni, è al potere, ma prima o poi dovrà pur cedere questo potere per ragioni, diciamo così, cronologiche, per ragioni anagrafiche. E allora cosa succederà? Succederà che il 50% della popolazione palestinese è giovanissimo. In particolare a Gaza quasi il 40-45% è al di sotto dei 20 anni e la maggior parte di questi è al di sotto dei 18 anni. È anche uno di questi i motivi per cui molte delle persone che muoiono a Gaza, perché muoiono, e continuiamo a ripeterlo, lì c'è un massacro in corso, sono minorenni, ma minorenni anche per un motivo terribilmente statistico. Se bombardi i civili, il 50% delle persone che prendi sono ragazzini che però poi combattono, cioè quando buona parte dell'ultima intifada, quella di 3 anni fa, la cosiddetta intifada dei bambini, era un'intifada dei minorenni che attaccavano con molotov, sassi, coltelli, stabbing con le macchine, eccetera, i cittadini israeliani. Questo è un fatto. Allora, questa popolazione non è mai cresciuta in una, tra virgolette, possibilità di democrazia che si stava cercando di costruire, che lo stesso OLP cercava di costruire dopo gli accordi di Oslo. Il problema è che questi sono stati fregati, diciamo così, anche dalla corruzione interna, che non li ha resi credibili agli occhi del popolo palestinese. Senti, però a questo punto mi viene da dirti, allora qui una pace non si raggiungerà mai, però io osservo una cosa. Tutti gli stati arabi principali, diciamo, del Medio Oriente, Turchia inclusa, si sono detti a favore del piano Trump, tant'è vero che loro sono lì comunque ad assistere a questo tentativo, diciamo, di cessate il fuoco. Ma c'è un fatto, e secondo me questo è il convitato di pietra della nostra conversazione, se vogliamo anche delle analisi di questi giorni. C'è chi finanzia Hamas, perché se no pare che questa Hamas veramente l'idra dalle 7 teste, gliene tagli una, ne spuntano 10. Il convitato di pietra è ovviamente l'Iran, che fino ad oggi gli ha mollato fior di soldi, che fino ad oggi l'ha usato come burattino, e però l'Iran da alcuni mesi sta vivendo una situazione di cui non si parla molto in giro, ma a quanto pare c'è una forte siccità, una forte crisi idrica, addirittura le dighe sono vuote, e questo sta portando delle proteste nel paese. Quindi mi sembra che per ora Khamenei e soci abbiano cose molto più importanti, tipo per esempio riuscire a garantirsi la sopravvivenza ed evitare che li ammazzino tutti, che siano gli iraniani ad ammazzarli tutti, attenzione, non gli israeliani, gli iraniani, piuttosto che occuparsi della questione di Gaza. O mi sto sbagliando? No, questo è un fatto, anche perché teniamo presente che l'Iran ha agito attraverso i suoi proxy, cioè Hezbollah in Libano, gli Houthi, che sono sciiti. Hamas è sunnita e è legatissima alla fratellanza musulmana. Tra i due, diciamo così, la leadership sciita che fa capo all'Iran e la fratellanza musulmana sunnita che è sparsa in tutto il mondo arabo e che è il vero terrore dei paesi arabi come l'Egitto, come l'Arabia Saudita, come gli Emirati Arabi, non il Qatar invece, che in qualche modo ne è come dire, l'espressione statuale. E fra i due l'odio è sempre stato fortissimo, e le guerre, gli scontri, eccetera, gli attentati che ci sono stati in Iran negli ultimi 2 anni, se ne è parlato poco, perché sono attentati con centinaia e centinaia di morti, e continuano. È vero che l'Iran teme molto due cose: da un lato appunto, come dicevi tu, la crisi anche economica all'interno del paese; secondo, la metà della popolazione iraniana non è persiana, a partire da tutta una serie di minoranze, i Beluci per esempio, piuttosto che vari raggruppamenti etnici e culturali e anche religiosi, che non sono né sciiti e neppure di etnia persiana, cioè iraniana.
Questi gruppi sono sempre stati divisi fra di loro, perché c'è una caratteristica, è proprio quella della divisione delle minoranze fra di loro, e quindi a volta alleanze a geometria variabile fra le minoranze e invece si chiama così, la minoranza più forte, che in questo caso è quella che governa. Ma se queste minoranze, perché c'è in atto un tentativo, soprattutto da parte dei Beluci, si riescono a coalizzare, e se ne era parlato nei mesi scorsi, si potrebbe delineare un Iran alternativo, quindi una lotta interna all'Iran. Questo l'Iran lo teme moltissimo, ha il terrore che questo possa essere fomentato e aiutato da altri attori internazionali, come gli Stati Uniti o per altri aspetti la Russia o la Cina, perché chi mette le mani sull'Iran mette le mani sul petrolio, mette le mani su enormi risorse, e quindi sicuramente l'Iran ha i problemi suoi. Tanto è vero che Hezbollah in questo momento sta tranquillo. Gli Houthi si tirano dei razzi verso Eilat, ma abbastanza simbolici mi sembra, non si parla più di navi abbordate, di situazioni di questo tipo. Hamas in questo senso aiuti dall'Iran non credo che in questo momento non ne riceva. Casomai ne riceve di più la Russia, che compra i droni dall'Iran, che è l'unico che li produce, e tutti i droni che sono nel mondo in questo momento, il 99% sono prodotti dall'Iran. Quindi l'Iran in questo momento è fermo e ha i problemi suoi, come giustamente dicevi, sia politici che economici. L'altro attore però che finanzia in questo momento e continua a finanziare pesantemente Hamas è il Qatar. E il Qatar invece è molto ricco e molto potente in questo senso. Un commentatore americano, trampiano, persona molto attaccata perché è un influencer filotrampiano, ma comunque ne parla, e diceva proprio ieri, ma voi non avete idea di quello che dicono i sceicchi arabi, riportando alcune voci di uomini di affari canadesi, una delegazione di uomini di affari canadesi che erano andati in Qatar, dove i qatarioti dicono: ma voi non avete idea di quanto per noi sia cheap, poco caro, conveniente comprare i politici occidentali e i giornalisti occidentali, costano poco e scrivono molto. Sicuramente in questo quadro la mossa di Trump, che ha applicato l'articolo 5 della NATO al Qatar, dicendo sostanzialmente ogni attacco nei confronti del Qatar, come ha fatto Israele attaccando i leader di Hamas che erano riuniti, viene considerato un attacco nei confronti degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti, che è vero che hanno una grande base a Doha, la più grande base del Medio Oriente e forse una delle più grandi basi americane all'estero, ma questo vuol dire, tant'è vero che Trump prima di cominciare a parlare con Netanyahu lo ha costretto a chiamare Al-Thani, l'emiro del Qatar, a chiedergli scusa per l'attacco. È una mossa abbastanza umiliante per Netanyahu, bisogna dirlo. Cioè Trump si comporta a volte con Netanyahu come si è comportato con Zelensky quando lo ha portato alla Casa Bianca, dicendo: ma come sei vestito, ma tu non hai le carte, comincia a chiedere scusa e via di questo passo. È la retorica di Trump, che sicuramente è finalizzata anche ad ottenere dei risultati. Qual è il risultato che vuole ottenere Trump? Mi viene da pensare ad un ordine mondiale in cui lui possa giocarsi delle carte con degli interlocutori che non sono quelli attuali. A Trump Netanyahu non è mai stato molto simpatico, lui gli preferiva Bennett, che però come per il momento se ne sta fuori. Le elezioni in Israele ci saranno l'anno prossimo. A queste guarda Netanyahu, che infatti in una clausola di questo patto, prima di preparare questo patto per Gaza, questo piano per Gaza, ha fatto inserire anche il fatto che in qualche modo gli venga concessa la grazia di tutti i crimini fiscali e di tutti i reati fiscali per cui è sotto processo in Israele. Infatti il presidente Herzog pare che gli abbia detto che gliela darà. Il che vuol dire lui si prepara a mettersi da parte. Sì. Altrimenti non si spiegherebbe molto questo. Se mi graziate mi levo dai cabasisi e vabbè. Esattamente, quindi Assad se lo sono tolta. E tutto questo allora mi viene da dire, perché Hamas ha anche detto in questa conversazione che citavo prima alla televisione qatariota, il risultato del 7 ottobre, che è questo piano per Gaza eccetera, è anche il fatto
e qui centriamo anche noi, le nostre piazze, eccetera, eccetera, che in tutto il mondo viene riconosciuto lo Stato di Palestina. Sappiamo che è un riconoscimento di carta, di latta, non c'è lo Stato palestinese, è un fatto, non c'è. Però, come dire, il fatto stesso che tanti paesi lo abbiano messo nero su bianco, l'abbiano riconosciuto all'ONU, per Hamas è la prova che il 7 ottobre, e si torna al discorso di prima, era non solo necessario, ma è stato meritorio. Quello che è successo l'altro passaggio che vorrei sottolineare, che è stato diventato terribile, che noto che nella narrazione sul 7 ottobre, qui siamo arrivati al secondo anniversario, si comincia a inserire elementi di dubbio su quello che veramente è avvenuto. Ci sono giornalisti che scrivono che non è vero che ci sono stati bambini bruciati, anzi Sì, è dimostrato che non ci sono bambini bruciati, quando nella relazione della Commissione Indipendente Internazionale consegnata all'ONU, rianalizzata dall'ONU, che sappiamo non è sicuramente filo sionista o filo israeliana, si parla in ben 4 passaggi di prove dimostrate con tacche, di bambini bruciati vivi nelle case. Io li ho visti, i kibbutz e le stanzette dei bambini bruciate, dentro c'erano i bambini, non è che li hanno portati fuori prima, ma comunque è la prova. Ma il fatto è che c'è un negazionismo di fatto, che strisciante, ma mica tanto, e viene detto anche da giornalisti. E l'ordine dei giornalisti li ha anche difesi quando questi sono stati attaccati in televisione da altre persone, adesso non voglio fare nomi di politici eccetera, però io mi dico come giornalista, ma l'ordine dei giornalisti, la Federazione Nazionale della Stampa non dovrebbe difendere la, tra virgolette, verità accertata e sanzionare casomai chi sta mettendo in dubbio, qui so che qualcuno si arrabbierà, chi sta mettendo in dubbio dei fatti accertati. Allora un conto è rivendicare come fa Hamas, che il 7 ottobre bisognava farlo, senza negarne gli orrori e massacri, anzi mostrandoli, perché tutto quello che hanno fatto è stato filmato e i filmati nel telefonino arrivavano quella mattina, arrivavano da tutti i social vicini al mondo arabo, ad Hamas eccetera. L'hanno documentato e lo rivendicano come un atto di resistenza. Negarlo è molto peggio, e questo mi sconcerta. C'è un negazionismo sul 7 ottobre, secondo me, strisciante, no, molto strisciante, insomma, che c'è. E tanto è vero che c'è gente che va in piazza con striscioni di quel tipo. Allora bisogna distinguere tra chi dice fermiamo il massacro a Gaza, e su questo io sono d'accordissimo. Tra chi dice ci vuole uno Stato palestinese, e sono d'accordo, ci vuole uno Stato palestinese, però bisogna creare le condizioni perché questo Stato ci sia. E chi dice che invece il 7 ottobre non è successo niente e from the river to the sea vuol dire la scomparsa dello Stato israeliano. Ma quindi in sostanza, Giancarlo, quindi in sostanza mi pare di capire che Hamas resta, Netanyahu bene o male trova una via d'uscita per i fatti suoi e ci saranno nuove elezioni in Israele e vedremo chi è che prenderà il suo posto. E sostanzialmente però mi pare di capire che la questione degli accordi di Abramo va avanti, per cui sta guerra finisce con un pareggio Hamas-Israele? Può essere, ognuno dirà di aver vinto, naturalmente, come sempre quando c'è un pareggio in realtà c'è sempre, se c'è un cessate il fuoco. Sicuramente il cessate il fuoco è necessario, sicuramente è una condizione necessaria ma non sufficiente per una pace. La pace ci sarà quando ci sarà una soluzione alla questione 2 stati per 2 popoli, di cui io personalmente adesso non ne vedo le possibilità, ma intanto smettiamola di bombardare e di vediamo questi ostaggi per quello che c'è. E riconosciamo però quello che è avvenuto il 7 ottobre, riconosciamo i massacri che ci sono stati. Peraltro all'interno, questo invece è un dato di fatto assolutamente documentato, all'interno della società israeliana, che comunque Israele è e resta un paese democratico, c'è una forte opposizione alla linea Netanyahu, tant'è vero, e credo che sia l'unico paese al mondo in cui ho intervistato personalmente anche la settimana scorsa gruppi di generali, soldati, ex capi dei servizi segreti che criticano pesantemente Netanyahu anche per la nomina dell'ultimo capo dello Shin Bet, generali che dicono dobbiamo smetterla con ma in quale paese al mondo
i militari vanno in piazza sotto la casa del primo ministro a manifestare contro il primo ministro, il generale ci mette la faccia, va in televisione a protestare e non solo non gli succede niente, ha un consenso e viene fatto ascoltare e gli viene data voce. C'è una certa differenza e non credo che, ma nemmeno in Italia un militare può andare in piazza con la divisa a manifestare a volto scoperto, no? Mi ricordi quando io ero militare di leva, c'erano i proletari in divisa organizzati a lotta continua che andavano, ma almeno ci mettevano un fazzoletto sulla faccia per non essere riconosciuti, giustamente, diciamo così. La manifestazione dei giorni scorsi mi fanno pensare, sentendo anche i tra virgolette ragazzi, perché poi tanto ragazzini non erano, che erano in piazza, che c'è una forte ignoranza dei termini della questione. Che non è facilmente spiegabile. Io personalmente, come dire, ogni giorno cerco di studiare, di parlare, di capire e scopro altre cose, insomma, che non tornano. Questa ignoranza però si riflette nella voglia di manifestare e nella creazione, e questo è il problema vero, secondo me, è un problema che riguarda noi, che vedo però per esempio sui giornali israeliani, parlando con amici israeliani, diciamo così, democratici, molto aperti, molto liberal, ed è la questione di un antisemitismo che si sta incuneando sotto l'antisionismo, diciamo così, e questo lo vediamo, vetrine di negozi di ebrei che vengono distrutti, scritte, manifesti come quello e striscioni come quello che hai citato. Ecco, non vorrei che antisionismo, che già vuol dire negazione dello Stato di Israele, parliamoci chiaro, perché antisionismo non vuol dire essere contro Netanyahu, vuol dire essere contro lo Stato di Israele. Quindi che dall'anti-Netanyahu ovviamente si cresce l'antisionismo, ma che poi dall'antisionismo è un passo arrivare all'anti-ebraismo, e questa è un'altra questione. Esatto, e questa è la cosa anche più inquietante. Giancarlo, io ti ringrazio del tuo tempo e ci risentiremo presto, va bene? Okay, a presto, un saluto a tutti gli ascoltatori e ci sarà da discutere. Di sicuro. Ciao, grazie. Ciao. Grazie a te. Ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile. Tasto. Di nuovo a te la linea, Antonino. Grazie cara Sveva, e allora stasera siamo un po' di fretta, adesso il secondo faccia a faccia, restiamo sempre nel tema della questione palestinese con Maurizio Bolognetti, che come sapete è stato minacciato di morte addirittura, di fargli fare la fine appeso a testa in giù come il duce. Maurizio Bolognetti, appena il caso di dire che è stato uno dei migliori amici di Marco Pannella, quindi viene molto difficile definirlo un fascista. State a sentire che cosa mi ha detto, dopodiché ci si saluta per questa sera e ci ritroveremo domani alle 18:05 trattabili sulle magiche onde di Radio Libertà per Zoom e soprattutto per la scuola di magia con il senatore Claudio Borghi Aquilini. Grazie a tutti, grazie per la pazienza e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buonasera. E allora io questa sera ho gradito ospite Maurizio Bolognetti, che da quel di Lagonegro si presenta a voi attraverso i nostri Latronico. canali. Scusa, Latronico. Sant'Egidio si arrabbia, Non mi permetterei mai di prendermela con Sant'Egidio, figurati, né di mancargli di rispetto. Da Latronico il nostro Maurizio Bolognetti si appalesa
Allora Maurizio, io venerdì sera ho chiuso Zoom esprimendoti umana e professionale solidarietà. Vuoi Grazie. raccontarci che cosa diavolo ti è successo, per favore? Ma succede, Nino, non è piaggeria, possiamo apprezzare le tue note quotidiane da Italia Oggi, che sono sempre molto interessanti, Grazie. su temi importanti e quanto importanti, e su questioni che soffocano il pensiero, la vita di ciascuno di noi. Vabbè, mi fermo. Che cosa è successo? Succede che da militante politico, da chi ha operato nel campo dell'informazione, decido di dire la mia, perché francamente inizio a vedere scenari su questa vicenda israelo-palestinese che mi preoccupano, e siamo culturalmente abituati a occuparci delle cose che ci preoccupano per come possiamo. Allora intervengo ovviamente, ma non perché voglia fare il bastian contrario, intervengo per dire, per esempio, guardate, possiamo anche discutere sull'ipotesi di un'accusa di crimini contro l'umanità o di guerra nei confronti di Benjamin Netanyahu, però non dimentichiamo qual è il confronto in atto. Cioè, da una parte c'è l'IDF, Benjamin Netanyahu, Israele, che nel bene o nel male è l'unica democrazia, magari reale, malata pure quella, ma è l'unica democrazia esistente nel Medio Oriente. Dall'altra parte c'è un gruppo politico che ha un braccio armato, che è un esercito. Quindi, tra l'altro, io non riesco a capire perché non si possa dire che è in corso una guerra, Perché perché se no viene delle... Iacchetti e Temena. Esattamente. Allora no, non è una guerra, è un genocidio e basta. Va bene, ok, allora volete impedire il ragionamento, la discussione, sbattendo in testa a chiunque provi a far riflettere su punti di vista non allineati a narrazioni di regime o di un certo tipo, semplicemente perché è chiaro che ci dispiace vedere, ma come si pare? Ma siamo disumani? No, non lo siamo. Siamo tutti dispiaciuti di sapere che tanti bambini stanno soffrendo, no? Però non è che mi sbatti il bambino in testa ogni volta che io provo a dirti, per esempio, che i principali nemici, e se lo comprendessero tutti i palestinesi, i principali nemici dei palestinesi a me sembra che siano i militanti e i dirigenti di Hamas. Siamo in due a pensarlo. Lo so, roba da far rimpiangere l'olp di Yasser Arafat, che poi sarebbero quelli, ecco, immagino che non si possa ricordare nemmeno questo, perché era probabilmente per qualcuno sarà stata una cosa giusta, non so in base a quale criterio, perché magari seppure ci fosse stato qualcosa di sbagliato fatto agli israeliani, no? La risposta è: vado alle Olimpiadi del 72 a Monaco, irrompo con un comando nella serie dove sono gli atleti israeliani e le ammazzo credo tutti. Che ricordavo e uno è stato bene, anche violentato prima di essere ucciso. Allora però non lo posso ricordare questo, perché se lo ricordiamo, ehi, apri di cielo, ma tu sei complice, ma tu sei complice del genocidio. Allora, man mano che io ho provato con i mezzi che ho a disposizione a dire la mia, è iniziato a crearsi, tu lo percepisci, un clima piuttosto ostile. Sì. Che a un certo punto, clima ostile che prima viene preceduto da un'allucinante risposta in data, credo, 23 settembre, di
un giornalista di Rai News, tale Alfredo Di Giovanpaolo, credo che lavori anche per Report, non vorrei sbagliare, Rai News, Report è stato in forze anche presso il TGR Basilicata, il quale risponde a un mio lungo intervento in cui vengo sollecitato da un amico a fare delle riflessioni. Le faccio le mie riflessioni, credo articolate, aperte alla discussione, e lapidariamente la risposta è una delle risposte che mi giungono è: fai ridere come ai vecchi tempi. Questo è il giornalista di Rai News, nonostante l'età, ma non potevo aspettarmi di meglio, caro Di Giovanpaolo, se ricordo come piace a te fare informazione, verrebbe da rispondere. Ma non basta. Io poi a quel punto gli rispondo e gli dico pure io, constato che sei sempre lo stesso, e lui mi dice, e abbiamo chiuso la partita così, tu invece sarai ricordato tra i complici di un genocidio, quindi io dovrei sedere su un banco degli imputati pure per io, crimini, tu esci tutto quanto, andiamo tutti, facciamo un pullman, ma sono sicuro che sarai orgoglioso di questo. Fa tutto lui, ha deciso chi sono, come la penso, interpreta e manipola in base alle sue necessità quello che scrivo, e in base a quello, con gli occhiali di non so quale ideologia oppure di malafede, mi mette il marchio di infamia, perché poi alla fine è questo. E io a quel punto che devo risponderti più? No, io non sono complice di un genocidio, io sono proprio complice di Hitler. Di Giovan, leggi no, not one. Poi mi sono permesso di fare un riferimento letterario, che sarebbe un saggio di George Orwell, 1940-41, in cui tra l'altro George Orwell si assume la responsabilità di definire, e secondo me in questo caso con qualche ragione, i pacifisti francesi oggettivamente complici di Stalin e di Hitler. Sì, ma era vero però in quel caso, perché notoriamente quelli prendevano ordini direttamente dal Cremlino e quindi gli andava benissimo il patto Molotov-Ribbentrop. Peccato che poi il giochetto un po' di gente è sfuggito di mano, e poi è successo quello che è successo, magari anticipato da Versailles, magari anticipato dalla Società delle Nazioni, da Chamberlain, dalla Dieta, i loro errori di valutazione. Ma sto dicendo questo, Nino, perché così respiriamo un po', come mi fai respirare tu alle pagine di Italia Oggi. Respiriamo un po' perché magari oggi, questa sera, ricordiamo con te. E qualcuno potrebbe pensare, ma che c'entra? Fidatevi, c'entra. Quando Palmiro Togliatti puntava il dito contro i fratelli Rosselli, in particolare Carlo Rosselli, Quelli autore... di Giustizia e Libertà. Bravo. Ah, che bello. Quelli di Giustizia e Libertà, Rosselli socialfascista. Ecco un altro bel marchio d'infamia. Peccato che nel 1937, come ricorderai, i fratelli Rosselli vengano trucidati da una squadraccia Cogular su un mandato sappiamo di chi. Peccato che poi invece Togliatti continua ad essere abbastanza contiguo, diciamo, al Partito Comunista Sovietico, ma perché non ricordarsene queste pagine di storia? Peccato che nel 1956 magari anche qualche partigiano, quando si è partigiani e si scende in armi contro il fascismo, perché si scende? No, il 25 aprile lo facciamo perché vogliamo democrazia? Sì. Vogliamo libertà? Sì. Vogliamo diritti? Sì. E allora poi perché quando i carri armati sovietici entrano a Budapest, a Praga,
magari anche qualche ex presidente della Repubblica in quel momento esprime opinioni di un certo tipo. Già. Sto dicendo che ho l'impressione di intravedere, anche alla luce delle reazioni violente che ho registrato, anche da chi dovrebbe contenersi un pochino, per esempio chi fa informazione pubblica radiotelevisiva, sto dicendo che ho l'impressione che siamo di fronte a una pappa che conosco, che viene da lontano, che continua a riproporsi, di chi magari pensa che dalla sera alla mattina si sveglia, dopo essersene fottuto per una vita intera dello Stato di diritto democratico, delle questioni della non violenza, tutto attaccato, che è qualcosa di un po' diverso dal pacifismo punto, e sicuramente dai pacifinti, perché qua ci sono pure i pacifinti, perché quando tu arrivi in una situazione, il polso avvelenato della situazione te lo dà quando le persone normali, e non uso il termine normale con un'accezione negativa, anzi tutt'altro, quando una persona normale, tranquilla, reagisce in maniera stizzita e violenta a una domanda quale? Che cosa ne pensi del fatto che alcuni tunisini hanno abbandonato una delle navi della flottiglia perché c'erano degli attivisti LGBT? Esatto. E non ne abbiamo parlato di questo, ma questa è una notizia. Cioè, se andassimo ad analizzarla, questa roba qui avrebbe meritato una riflessione approfondita, un dibattito, una discussione seria. Perché qui non si tratta solo di questioni colonialiste, anzi, secondo me quello è marginale. Qua si tratta di altro. Allora, amici, vogliamo fare una bella cosa, vorrei dire a certe frange, perché non credo che siano tutti uguali, ma a certe frange, i soliti, quelli delle pantere, quelli dell'occupazione, quelli del mote meno se non fai come dico io, ma io veramente no, devi fare così perché sennò sei fascista, e magari tu gli dici allora sai che c'è, tu sei proprio pieno del fascismo degli antifascisti, che è la peggiore forma di fascismo possibile. Vogliamo fare una bella cosa? Mandiamo Ursula von der Leyen a governare il nascente Stato palestinese, che secondo me un pochino non è nato nel corso degli ultimi quasi 100 anni, anche perché mi pare di ricordare, per carità ci saranno stati violenze, errori anche dall'altra parte, ma c'era chi lo voleva lo Stato palestinese, però senza gli ebrei. A proposito, appunto, ci siamo accorti che anche un candidato alla regione Puglia, alle regionali in Puglia, cantava Palestina libera dal fiume al mare. De Caro, ma lo sai che significa? In entrambi i casi non so cosa sia peggio, perché o cantavi e sapevi e conoscevi il significato di quella frase, e vabbè, o cantavi così tanto canto per cantare, grande Nino Manfredi, perché nel petto me ce naschi un fiore. Beh, questo, cantiamo assieme, ma questo è un fiore avvelenato, Nino. Questo è il fiore dell'odio. È il fiore dell'odio. Ma come voi dite di essere pacifisti e alimentate odio, violenza, e fate violenza a chiunque osi provare a intavolare, a fare lo sforzo intellettuale di intavolare una discussione con voi, accidenti. Allora poi dopo il giornalista, visto che tanto, no, a quello gli possiamo dire quello che vogliamo, tanto non succede niente. Interviene un tizio che io ti giuro non conosco, non ho mai incontrato, non ho mai visto, e per rendere forse più democratica, non lo so, nella sua mente, il suo intervento, dice, da un lato dice che si è pentito di avermi sostenuto, ma quando? Ma chi sei? E questo Biagio scrive: Mauri, ci diamo del tu. Va bene, ok. Ripeto, rileggi sopra, accendi la TV,
e non scrivere stronzate. Mi vergogno di averti supportato in passato. Ma, vabbè, stammi bene o anche no. Chi supporta un genocidio merita di trovarsi appeso a testa in giù. Ma ti dirò, sarà anche un imbecille, però non l'ho presa troppo bene. Nemmeno io. Nella consapevolezza che a volte gli imbecilli, se è solo di imbecille si tratta, perché francamente io non lo so, sono la spia di qualcosa che sta succedendo. Allora, tra l'altro, avendo fatto una verifica sui miei spazi Meta, avrei anche notato un aumento di presenze di nominativi stranieri o pseudotali. Allora, a cautela, io, ma non per paura, perché credimi, personalmente per me paura non ne ho, altrimenti non parlerei con quest'aria mefitica che c'è in giro, perché questi vorrebbero veramente creare il clima che uno esce dalla redazione di Radio Libertà, arriva uno e gli dà una mazzata in testa, è così tambar, pure di intervistare a Bolognetti. Ho mandato tutto alla Digos, ho mandato tutto ai carabinieri, ho mandato al ministro Piantedosi e ho mandato al prefetto di Potenza con una sola mera richiesta che ho provato a spiegare. Signori, non devo essere io a dirvi qual è il clima in questo momento che ci addolora nel nostro paese. Succede questo, vi prego, perché sappiamo che loro possono farlo, di alzare di una tacca il livello di attenzione nei confronti del personaggio, nel bene o nel male pubblico, che in questo momento parla da questa emittente. Questo è. Non posso che essere d'accordo, anche perché io trovo orribile il fatto che questa non è discussione civile. Io dico sempre che la discussione la polemica si fa sulle idee e non sulle persone. Quando si arriva a definire l'interlocutore complice di genocidio che merita di essere appeso a testa in giù, è evidente che chi sta parlando non ha alcuna intenzione di ascoltare le tue opinioni, perché è un fanatico. E il fanatismo esula dal civile confronto. C'è un genocidio in corso a Gaza? Per quanto mi riguarda, no. No, perché non c'è l'annientamento scientifico e programmato in maniera industriale di un popolo. Genocidio sarebbe quello, in realtà, sì. I nazisti non telefonavano prima di bombardare. Hai fatto bene, perché né mandavano gli aiuti, né facevano entrare gli aiuti che si ruba Hamas. Vogliamo dirle queste cose? Lo vogliamo dire che hai detto? Hai detto che Hamas si ruba gli aiuti. Magari io potrei aiutarti dicendo che saranno rimasti malissimo quando gli israeliani non hanno fatto un ferito, un morto e non hanno affondato nessuna nave. Sì, perché aggiungerei un'altra cosa. Aspettavano questo. Aggiungerei un'altra cosa, posto che costoro non sono degli eroi. Perché l'eroe è colui il quale fa il suo dovere oltre i limiti che gli spettano, sacrificando anche la sua vita e accettando di sacrificarla. Salvo d'Acquisto è un eroe, costoro no. E non sono samurai invincibili, per citare qualcun altro. Ora, io vorrei dire questa cosa qua. Se non c'erano gli aiuti a bordo, se voi dite che è tutto falso, dove sono le fatture con i bancali di merce che avete comprato e pagato? Dov'è la trasparenza nei soldi che avete raccolto per comprare le barche? Quanto avete speso? Quanto è costata la flottiglia? Sono belle domande. Voglio dire, uno che di barche se ne intende, che è stato ministro nel governo italiano, e parlo di Roberto Castelli, Roberto Castelli, che è uno che ha macinato miglia marine su miglia marine in tutto il Mediterraneo, già il 10 settembre scorso diceva: ragazzi, guardate che le barche che hanno usato, generalmente dei Jeannot 40 piedi, che sono barche di grandissima libidine, e con 50.000 euro tu ci trovi gli scassoni. Se vuoi un buon usato che è in grado di fare quella traversata, ce ne vogliono 100.000. So 50 barche, so 5 milioni. Questi dicono di aver raccolto 400.000 euro. Domanda: 4.600.000 euro, chi li ha messi questi altri soldi?
come Non vedo abbiamo mai male, avuto una risposta, anzi oggi amici, come vedo male il collega Danna. Io al posto suo mi asserrei, chiuditi nella redazione. vabbè, pazienza. Castelli fa un'altra osservazione, visto che con quelle barche ci dormiva la notte quando giustamente si girava il Mediterraneo, per cui quello pure a occhi chiusi sa dove mettere le mani su un Jeannot 40 piedi, l'ex ministro Castelli. Ecco, e lui giustamente da consumato uomo di mare, qual è? Pone questa osservazione. Guardate che su quella barca 6 persone massimo, a voler fare i miracoli 8, 10 per barca non è possibile. E inoltre dice siamo partiti con 300 tonnellate di aiuti, significa 6 tonnellate per barca. Quelle barche non sono in grado di trasportare una quantità simile di mangiare. Allora, se la logica di un navigatore consumato, bravo e preparato come Castelli, dice che non è possibile, se le forze armate israeliane questi sono a Gaza, numeri, ecco, se le forze armate a Gaza, le forze armate di Israele hanno trovato i documenti che comprovano che Hamas ha le mani in pasta in questa operazione, se non c'è mai stata alcuna trasparenza né sui soldi né tantomeno sulla effettiva presenza di questo cibo, perché in realtà molto spesso si è trovato alcol e droga sulle barche di questi qui, e comunque la polizia israeliana dice che è una quantità risibile di cibo che c'è a bordo, allora la domanda è: ma voi a Gaza che minchia ci volevate andare a fare? E la risposta la conosciamo, almeno qua. Perché a Gaza non c'è nemmeno un pontile dove attraccare, quindi 300 tonnellate di cibo, come le sbarchi? Vabbè, ma dai, buttavano l'ancora e se la facevano a nuoto, no? Sì, però il problema è che se tu poni questa serie di domande, succede quello che è successo a Capezzone in televisione, che c'era l'altro giornalista, che ora non mi ricordo come si chiama, quello che aveva fatto il giornale che poi è fallito, Dio santo. Quello coi baffetti. Sansonetti? No, non Sansonetti. Quello coi baffetti, oddio santo, che conduce insieme con Gaia Tortoro un programma sulla 7. Comunque, c'era questo qua. Gesù, era Parenzo, no? No, Parenzo no. Si è alzato dicendo: io non sto qua ad ascoltare la propaganda, e se n'è andato. Allora, io coi fanatici non ho tempo da perdere. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. È stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Radio Libertà. Veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. Avete ascoltato Zoom, il drive time in mezzo ai fatti.
lost without you.